Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Come potete ben vedere ci troviamo all'interno della nostra bella mappa di costruzione. Allora, oggi vediamo un pochettino di analizzare una nuova partita in Tropico 5. Mi scuso se in questi giorni non sono riuscito a caricare molti gameplay. Ho caricato credo circa 3 gameplay appunto nella scorsa settimana, però ragazzi in questo periodo sono molto impegnato a livello anche di studio. Ve l'avevo anche detto in passato che ci sarebbe stato magari anche un periodo un pochettino più pieno a livello di studio, quindi per questi giorni non arriveranno molti gameplay, ma anche perché il materiale su cui fare gameplay diciamo è molto esiguo. Abbiamo terminato diciamo la saga di The Sims 4, rimane ancora qualche altra cosetta da vedere, però diciamo le caratteristiche essenziali del gioco le abbiamo ormai analizzate. Per quanto riguarda Tropico 5 stiamo quasi terminando la campagna, abbiamo addirittura edificato la centrale nucleare nel video precedente, l'impianto turistico è quasi terminato, quindi il materiale su cui lavorare è molto esiguo e vorrei gestirlo al punto giusto per evitare di rimanere proprio senza alcun gameplay da ovviamente fare. In questi giorni arriveranno dei gameplay di Far Cry 4 perché uscirà giorno 18 e da giorno 18 in poi arriveranno arriverà la serie diciamo su Far Cry 4, visto che ci saranno 40 ore di gioco circa, quindi i video potranno tranquillamente avanzare. Ho pensato che per quanto riguarda Formula 1, so che molti di voi aspettano l'ultimo Gran Premio del Brasile, intanto avanziamo un attimino con la vita. Però davvero ragazzi in questi giorni mi sto concentrando molto su altri giochi e non ho proprio voglia proprio di giocare a Formula 1. Diciamo che per quanto riguarda quel genere di giochi di guida la voglia più che altro mi è passata per questo periodo. Magari poi più avanti mi ritornerà. Come vi ho detto sempre, non è che sono concentrato su un unico gioco, ma ho una visione a 360 gradi del materiale che ovviamente acquisto e ho davanti. Più che altro adesso infatti mi sto concentrando su altre tipologie di giochi, per esempio Far Cry 4 adesso lo acquisterò nel momento in cui uscirà, giorno 18, e mi concentrerò adesso anche su StarCraft 2. Ho comprato StarCraft 2 perché è un gioco che volevo comprare da tanto tempo, me lo dicevo sempre ma non lo facevo mai, alla fine l'ho comprato, c'era uno sconto, e quindi chiunque volesse fare una partita StarCraft con me, magari insegnarmi come si gioca, visto che ancora non sono granché, può lasciare il suo nome battle.net in descrizione e vedere un pochettino se possiamo giocare insieme. Vogliono mostrarti quanto il loro Sì, ci saranno le elezioni, perfetto. Allora ragazzi, volevo appunto darvi questi piccoli annunci per farvi capire un pochettino come stava andando la situazione. Avete visto che sicuramente nel periodo estivo ci sono stati moltissimi gameplay, nel periodo autunnale abbastanza, ma adesso in questo periodo diciamo di novembre ho avuto qualche problemino magari di studio e quindi non sono riuscito a caricare gameplay con molta frequenza. Diciamo ci sono stati 3 gameplay a settimana, 2 a settimana, così 2 ogni 10 giorni. Beh, ovviamente è normale, i periodi cambiano radicalmente. Però diciamo che adesso riprenderemo in maniera decisa con un nuovo titolo che è appunto Far Cry 4. Se diventerò abbastanza bravo vi farò vedere anche qualcosa su StarCraft 2. Comunque a livello informale possiamo fare tantissime partite, quindi mettetemi il vostro nome battle.net in descrizione e vedremo un po' di dedicarci al gioco più competitivo possibile. Torniamo a Tropico ragazzi. Allora, velocizziamo tutto. Ci sono le elezioni per il prossimo anno. Dando un'occhiata all'almanacco vediamo che i disoccupati sono appena 26 su 232 lavori disponibili, una grande forza lavoro. Le casse dello Stato davvero sono colme di denaro. Per quanto riguarda la felicità, 68 a livello di sicurezza, intrattenimento più che discreto, cibo va bene, la sanità è ottima, anche la religione è perfetta, le abitazioni non vanno così tanto bene, però possiamo fare ancora di meglio. Il problema è la politica, abbiamo perso altri punti, però il sostegno popolare, potete vedere che la minaccia ribelle è bassa, la fedeltà dell'esercito è discreta, però possiamo vedere che ci sono 12 mesi alle elezioni e principalmente le fazioni, eccole qua. I militaristi hanno una situazione positiva, i religiosi situazione scadente, indifferenti comunisti, amato dai capitalisti ovviamente la nostra isola è il fior del denaro, ambientalisti indifferenti, i nazionalisti scadenti per aver attuato quindi una politica molto diversa. I votanti sono sicuramente religiosi, molti votanti. Allora dobbiamo capire una cosa, ci sono i militaristi sicuramente ci seguono insieme ai capitalisti che sono abbastanza. Il problema sono sia i religiosi che i comunisti, come potete vedere. Quindi io per i religiosi, principio costituzionale milizia attivo, principio costituzionale Stato totalitario attivato, media indipendente, nazione di immigrati. Sono questi i problemi che ovviamente fanno storcere il naso ai religiosi. Costituzione. Allora,
Non gli piacevano le milizie, a quanto ho capito, quindi vorrebbero dei soldati diversi. Visto che per adesso il periodo della guerra è terminato, creerei un esercito di professionisti. Lo stato di Tropico è sorvegliato dall'esercito, regolato dalle relative norme. Questo esercito è costituito da un gruppo di combattenti in servizio permanente che seguono gli ordini del presidente. Perfetto, un esercito di professionisti. Religione e Stato, vediamo di mettere una teocrazia. Gli edifici religiosi riducono il crimine nelle vicinanze per dare più potenza a questo genere. Diritto di voto per tutti i cittadini. Stato totalitario, ecco appunto questa è la nostra caratteristica dello Stato. Politica di lavoro per tutti, nazione di immigrati, è un pericolo diciamo per la nostra nazione visto che adesso ci siamo resi indipendenti. Vediamo di mettere un paradiso protetto, confini controllati, immigrazione e le migrazioni più difficoltose, potrebbe essere adatto. Pure no, vediamo di lasciarlo così no, dov'era? Abbiamo detto, aspettate, ecco qua, indipendenza dei media. Vediamo di mettere propaganda totale. I media forniscono meno libertà, proteste meno frequenti. Potrebbe essere anche questo utile. Ok, vediamo un po' se è vero. Io adesso fermerei un attimo tutto. Andrei un attimo nella ricerca. Cosa stiamo ricercando? Stiamo andando avanti per quanto riguarda la stampa in piccolo, così vediamo meglio, vediamo peggio. Quindi io adotterei una strategia utile per calmare un pochettino le acque. Aspettate, visto che c'è questo scontro proprio a livello politico, io non vorrei creare danni. Per esempio, sostegno popolare al massimo, le fazioni sono quello che mi preoccupano. Ecco, i capitalisti ovviamente amano tutto quello che stiamo facendo, eccolo qua. Milizia attivato, non gli piace a nessuno a quanto pare. Lo stato totalitario neanche. Vediamo un po' stato totalitario. Vediamo un po'. Situazione positiva. Ecco, lo stato totalitario ragazzi non piace. Stato totalitario disattivato. Forse ai nazionalisti piace lo stato totalitario. Eccolo qui. Però ovviamente io voglio recuperare un po' di religiosi. Eccoci qua. Infatti ragazzi dobbiamo recuperare un po' su questo campo. Media indipendente, nazione di immigrati. Infatti, allora, nazione di immigrati lo togliamo, mettiamo paradiso protetto. Perfetto, così non perdiamo neanche niente da... leviamo anche media indipendenti e lo stato totalitario. Avanti, azioniamo questa nostra manovra. Allora, lo stato totalitario, ragazzi, lo eliminiamo per adesso. Stato di polizia, ogni poliziotto, democrazia, stato di polizia, ogni poliziotto convince un elettore a votare per te. Sicurezza e pace sono i privilegi e priorità dello Stato. Potrebbe essere utile lo Stato di polizia. Ma addirittura anche la democrazia potrebbe essere utile, ragazzi. Quindi elezioni obbligatorie che si verificano più spesso e nessuna rivolta. No, Stato di polizia può andare bene. Così abbiamo sicurezza e pace che sono i privilegi dello Stato. I cittadini che violano le norme pubbliche saranno ovviamente costretti alla censura. Eccolo qua. Abbiamo detto paradiso protetto. Perfetto. Così possiamo stare più tranquilli. Perfetto. Anzi, programma visti. Sono le persone così sfortunate da non essere cittadini di Tropico. Vediamo un pochettino. Hanno il permesso di insediarsi entro i confini dello Stato. Quindi che siano dotati di un certificato di istruzione conseguito presso. Potrebbe essere anche più adatto il programma visti. Ok. Diritti politici, stato di polizia. Va bene. Per quanto riguarda i media indipendenti, mettiamo propaganda totale. Vediamo. Ah no, addirittura aumenta il budget richiesto dai media, però i giornalisti convertono degli elettori alla nostra causa. Perfetto. Libero mercato. Abbiamo detto anche, mettiamo l'esercito di professionisti. Religione e stato teocratico. Gli edifici religiosi si riducono il crimine. Diritto di voto per tutti i cittadini. Va bene. Stato di polizia, lavoro per tutti, programma visti. No, lavoro per tutti. Attenzione, mettiamo, eccolo qua, il paradiso dei lavoratori, in modo tale da soddisfare ancora di più la questione finanziaria e soprattutto la questione politica. Eccolo qua, dov'era? Pensionamento anticipato, soddisfazione lavorativa elevata. Firmiamo, ragazzi, la Costituzione. Sorveglianza, ok. Libero mercato, certo. Vai, vediamo un pochettino quello che accadrà, ragazzi. 52%, ci sarà un calo drastico. Abbiamo sconfitto i ribelli. Benissimo. Vediamo un pochettino con la nuova carta della Costituzione firmata 62%, come ovviamente volevasi dimostrare. La tattica è riuscita a colpire nel segno. E per quanto riguarda la tecnologia moderna, droghe legalizzate, fornisce denaro ogni anno ma peggiora i rapporti internazionali, incrementa il turismo.
Raccolti OGM, la gente ha bisogno di meno cibo per nutrirsi, non mi piacciono gli OGM. Divieto di fumare, no, il fumo lasciamolo libero alle persone che vogliono fumare. Allora, missione. Signor Presidente, secondo i miei calcoli l'economia tropicana è destinata a collassare, a meno che tu non fornisca ai ricchi delle possibilità per arricchirsi ancora di sì? più. Un nuovo ufficio? Allora gli mettiamo un ufficio alla gente. Vediamo quali sono le nuove possibilità. L'ufficio genera denaro in base al numero di persone che vivono nelle vicinanze. Abbiamo tantissime. Che cos'è questo, ragazzi? Le persone, il maggior conglomerato urbano credo che sia nella zona. Eccola qua. La zona. Eccola, forse questa. La zona la zona del canale TV. Potrebbe essere questa, se non sbaglio. O magari la zona del presidente. Eccola qua. Vediamo di metterlo proprio. Vediamo se ci entra. Ecco qua vicino all'ospedale. Magari. Ecco qua vicino alle banane. Ecco qua nel campo di banane. Così le scimmie si arrampicano qua su. Perfetto. Gli mettiamo adesso anche qualche altra cosa di diverso. Per esempio nightclub. Guardate della roba che possiamo fare. Possiamo migliorare gli appartamenti. Questo è il massimo che possiamo fare, vero? Sì, questo è il massimo. Adesso noi fermiamo tutto perché adesso abbiamo un'economia così fiorente. Elettrificazione per tutti. Quindi elettrificazione per tutte queste case. Credo che questa sia stata fatta. Elettrificazione. Ecco, tutte queste case non ce l'hanno, quindi meglio renderla tutti. Abbiamo una centrale nucleare che è utile appunto per mantenere una certa qualità della vita, ragazzi. Elettrificazione ovviamente per questi. Aggiungiamo un supervisore per aumentare l'efficacia nel caseificio. Ok. Vediamo un pochettino, l'acciaieria non sta producendo per qual motivo? Perché non c'è ferro. Qui noi producevamo bauxite, qui carbone e ce n'era abbastanza. Il ferro. Quantità rimasta, il ferro, ragazzi. Mamma mia, non mi dite che è finito il ferro, eh? Dov'è? Aspettate. Dov'era il ferro, ragazzi? Non mi dite che è finito. Aspettate, com'è possibile? Aspettate. Ma io mi ricordo che qua avevo un'altra miniera. Forse è finita, ragazzi, proprio adesso, non me ne sono accorto. Vediamo un po'. Ecco, qua c'era qualche altra miniera. Ah, qui c'è un altro giacimento di bauxite. È finito il ferro. Siamo consumati, ragazzi. Ecco, infatti qua c'era la nostra miniera di ferro ed è finito e non me ne sono neanche accorto. Siamo nei guai. Se non troviamo un altro giacimento di ferro possiamo chiudere appunto il nostro mercatino e andarcene a quel paese. Vediamo un po' se c'è un po' di ferro qui, ragazzi. Qui c'è oro e va bene. Niente, ragazzi, ferro non ce n'è più. Quindi mi sa che siamo stati un pochettino spavaldi. Abbiamo perso di vista il nostro ferro e l'avena è appunto terminata. Allora, con il ferro noi facciamo abbastanza cose. Per esempio, vabbè, per quanto riguarda le macchine, credo che un po' di acciaio. Infatti, il ferro è importantissimo. Quindi io andrei nella sezione commercio e andrei ad importare un po' di ferro dall'estero. Eccolo qua, dal Venezuela. Vediamo un po' se lo possiamo importare. Gli mettiamo ben 3 navi per importare del ferro e immediatamente tentare di riprenderci. La centrale di smaltimento va bene. Però vediamo le industrie. Allora, qui c'è bisogno di ferro. Per creare le macchine abbiamo bisogno di bauxite e ne abbiamo abbastanza. Vediamo qua se ne stiamo producendo. Qua ce ne sono 28.000. Qua carbone ce n'è a tonnellate. Questa miniera la lasciamo un attimino in stand by per adesso. Va bene. Vediamo come vanno. Qui la fabbrica di mobili ha bisogno di oro, che è appunto prodotto qui, e va bene. Vediamo. Ok, c'è abbastanza oro. Cannoni ad acqua pronti. Qua c'è l'uranio per la nostra miniera. E ragazzi, adesso emaniamo un editto per recuperare un po' di merci. Vediamo un po' se lo troviamo. Fracking aumenta la quantità di risorse presenti in tutti i giacimenti petroliferi non esauriti. Questa la emaniamo immediatamente per far recuperare un po'. Ecco qua, anche questa quantità di petrolio. La maledizione dov'era? Non lo trovo più. Aspettate, era forse. Analisi geologica. Non puoi usare più questo editto. Perfetto. Campagna organica. No. Per adesso basta così. Programma di trasporto. Matrimoni omosessuali. No. Ok. Credo che la centrale elettrica la possiamo chiudere, ragazzi. Allora, genera 1357, consumo totale. Questa quanto ne genera? Vediamo un po'. Genera 0. Perché non genera appunto... non ha uranio, maledizione. Portiamoglielo l'uranio. Vediamo se ci sono i collegamenti delle infrastrutture. Colleghiamo tutto per benino. Perfetto.
Questa è la nostra zona turistica, ragazzi, è abbastanza fiorente. Abbiamo collocato un museo, eccolo qua, un'azienda, perfetto. La nostra zona, ovviamente, le nostre antiche rovine. Abbiamo addirittura 2 resort familiari con famiglie presenti all'interno. L'azienda è quasi al massimo. La centrale geotermica, lasciamola perdere, meglio la centrale nucleare. E per quanto riguarda, mettiamo anche, vediamo un po', volevo mettere la locanda storica. No, ma più che altro l'economia va bene per adesso, però tentiamo di tenerla sempre su. La raffineria petrolchimica, l'inquinamento generato dalla raffineria è dimezzato, ma la struttura consuma no. Biocombustibile genera del gas naturale in base al numero di piantagioni e fattorie idroponiche nell'area. Potrebbe essere utile, i soldi stanno diminuendo, ragazzi. Un'idea brillante, presidente. Per vincere il Nobel per la pace non servono inutili guerre. Una forza nemica sta invadendo l'isola. Maledizione, ragazzi. Chi sono questi ragazzi che stanno arrivando? Stanno combattendo contro il nostro governo. Meno male che qua abbiamo le nostre mitragliatrici, credo. Vediamo un po'. Non abbiamo mitragliatrici? Mettiamogliela, ragazzi. Eccole qua, le nostre mitragliatrici pronte. Stanno invadendo l'isola. Altra mitragliatrice, ragazzi. I soldi diminuiscono perché non arriva più purtroppo ferro nella nostra... salviamo. Non arriva ferro purtroppo nella nostra miniera. Vediamo di partire con le navi. Vediamo questa che cos'è. Nave mercantile, qua arriva una nave da crociera. Addirittura mentre si sparano ovviamente le persone nella cittadina. La fanteria, ragazzi, arriva proprio per combattere. Arrivano carri armati da tutte le parti. Vediamo se possiamo recuperare altri uomini. Mamma mia. Vediamo un po'. Hanno abbattuto quasi tutto. Vediamo un po'. Ed ecco che arrivano la nostra contraerea. La contraerea. Fuoco a volontà, ragazzi. No, quale fuoco a volontà? Il fuoco a volontà penso che distrugga. Vediamo un po' tutto. Però dobbiamo cercare di eliminare questi maledetti. Vediamo se riescono se riusciamo a portare avanti. Vediamo se possiamo mettere le mitragliatrici. Ce l'abbiamo, perfetto. Ecco che arrivano le cannonate della nostra grande portaerei. Vogliono colpire la base, la nostra caserma. Continuano i bombardamenti. Illusioni popolari addirittura. Arrivano i bombardamenti da parte della nostra bella imbarcazione. Eccoci qua. Mamma mia, ragazzi, ma perché non andate? Abbiamo carri armati pronti. La base militare com'è? Vediamo un po'. Eccola qua. Abbiamo il massimo della paga. 205. Ah, ecco, i soldi arrivano. Ma questi dannati. Ma li facciamo saltare in aria questi stupidi carri armati. Ecco che si scontrano con i Kalashnikov. Avanti, ragazzi. Avanti, 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 avanti. Avanti. Mamma mia. Cerchiamo di stare attenti. Cerchiamo di stare attenti. Fuoco a volontà. Certo, dobbiamo distruggerli. Vediamo se ce la facciamo. Vediamo se ce la facciamo. 8 e 8. 5 8. 3 3. Dove sono i carri armati? Carri armati, ecco che arrivano cannonate nella zona. Mamma mia. Spegni, edificio in fiamme. In fase di spegnimento. E maledizione, rompono le scatole sti ribelli. Ragazzi, non più fuoco a volontà. Calma. 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 C'è incendio, tutte cose. C'è un incendio. Vediamo di abbatterli. Abbiamo anche i nostri carri armati, ragazzi. Abbiamo i nostri carri armati. Vediamo se riusciamo a sconfiggerli. Mamma mia. Vediamo un po'. Sono duri stavolta questi maledetti.